I lavoratori impegnati nella ricostruzione della dissalata Gela Aragona hanno ricevuto i preavvisi di licenziamento e dunque sono in bilico nonostante ormai questa importante opera irrigua sia in fase di completamento. In tutto sono una quarantina i dipendenti della Gelar Scarl a rischio licenziamento per un contenzioso tra l'azienda e l'ente appaltante Siciliacque SPA. Stessa sorte a giorni potrebbero avere gli oltre 90 lavoratori impegnati nei subappalti al momento sospesi. Lo scorso 7 novembre l'UGL Costruzione aveva anche proclamato lo stato di agitazione della categoria a causa del mancato pagamento di 2 mensilità. Adesso che è a rischio lo stesso posto di lavoro, sempre l'UGL rivendica un intervento da parte del prefetto, soprattutto per scongiurare la chiusura per rescissione del contratto di cantiere. Cosa questa che provocherebbe un danno sia ai lavoratori che ai territori, in particolare di Licata e Palma di Montechiaro, che andrebbero incontro a interruzioni dell'approvvigionamento dalla condotta Favara di Burgio. Non è possibile che delle controversie tra l'azienda e l'ente appaltante possano pregiudicare, sottolinea l'UGL in una nota, il naturale completamento dell'opera e il licenziamento indiscriminato di tutti i lavoratori. Impugneremo i licenziamenti nelle opportune sedi, continua l'UGL, chiedendo l'immediato blocco del cosiddetto SAL, lo stato di avanzamento lavori, e l'attivazione dei poteri sostitutivi a Sicilacque per il pagamento diretto delle spettanze dei lavoratori. A tal fine l'UGL spera in un risolutivo intervento del prefetto di Agrigento, Francesca Ferrandino, come detto. Nonostante sia innegabile, si conclude la nota, il periodo di forte recessione economica dai drammatici risvolti sociali che il nostro territorio continua a subire.